Mariella Marras, Antonio Viani e Liliana Zucca. Nel mentre si avvicinano la professoressa Franca Marcialis e il professor Antonio Lecori, qualche considerazione così in libera uscita. Abbiamo ascoltato il risultato di una storia, il bambino. Ognuno di noi rappresenta il luogo-tempo del paese in una singolarità di esperienza. La metafora costruita intorno al verbo ritornare di Mariella Marras, ritornare che presuppone un partire, uno sperimentare e un ritrovarsi dopo un arricchimento nel punto di partenza. Anche i nomadismi internazionali obbligano ad un ritornare in un proprio luogo reale o simbolico, altrimenti il nomadismo ci gioca, veniamo giocati dal percorso stesso e non noi a giocare il percorso. E così come la metafora della complessità, che stranamente ci risitua rispetto a un universalismo, a un cosmopolitismo, ci risitua e ci obbliga ad un luogo, ad un territorio. La componente nuova che ristruttura questo discorso rispetto a 10-20 anni fa sulla questione della lingua è proprio questa, che oggi noi siamo giunti a capire che c'è un nuovo rapporto tra il locale e il mondiale, e che è negativo il locale chiuso in se stesso, è negativo il mondiale in questa sua astrattezza. È nel giusto rapporto tra locale e mondiale che noi oggi ci situiamo come appunto situati in un territorio e allo stesso tempo capaci di comunicare col mondo. Diceva Antioco Ghiani, da solo forse non sarei riuscito, ma eravamo in due. Antioco Ghiani e Liliana Zucca. La metafora mia è che in due, parola sarda e parola italiana, possa costruirsi un discorso di attualità, di contemporaneità del nostro essere qui e ora e allo stesso tempo cittadini del mondo. E infine il discorso del complesso di vergogna. Io lo accenno appena per dire perché non costruiamo, per esempio noi Fondazione Sardinia possiamo preparare una giornata intera, un dibattito delle relazioni, per esempio, psicanalitiche. Perché il complesso di vergogna è così potente per noi sardi? Io me ne sto occupando da tempo, ma così naturalmente da dilettante e a tempo perso, e sono arrivato a questa ipotesi. È una cosa singolare in psicoanalisi che nel sardo sia poco sviluppato il complesso di colpa. Nel mio paese a Biti è pressoché inesistente il complesso di colpa, o si manifesta in forme camuffate, ma comunque è molto più sviluppato il complesso di vergogna. Questo discorso è straordinario in psicoanalisi. Ciò non accade in Lombardia. E nella casistica psicoanalitica ciò non accade. Il complesso di vergogna è primario, il complesso di colpa è primario. E sul complesso di colpa si articola il complesso di vergogna in psicoanalisi. Bisognerebbe saperne di più come mai in Sardegna avvenga qualcosa di diverso e qual è il rapporto tra complesso di colpa e complesso di vergogna. Ecco, potremmo organizzare questo discorso. E ancora, per concludere, si poneva il problema del tu e dell'io come risultato di una storia, diceva Mariella Marras. In psicoanalisi prima si pone il tu, poi l'io.
L'io del bambino comincia a organizzarsi perché un tu lo pone. Seno, volto, immagine della madre, perché un tu lo pone e perché un terzo opera in assenza per ora. L'io, tu e l'altro, l'assente che opera. Questo discorso in psicanalisi può condurci a capire meglio come il duale, l'io e il tu, presuppone il terzo. Grazie. Ora il discorso della scuola media di Franca Marciali, scuola media di Nurri, di Antonio Lepori, liceo scientifico di San Gavino, progetto ed esperienza di educazione bilingue nella scuola media inferiore. Franca Marciali. Da oltre 20 anni lingua e cultura sarda sono l'anima e il cuore di tutta la mia attività didattica. Questo pomeriggio però non potrò parlarvi di grandi progetti, di grosse sperimentazioni, ma di piccole esperienze fatte con grossa passione, sempre alla ricerca di quel segno dell'identità che accomuna me e i miei alunni. E questo perché non voglio contribuire anch'io a quel processo di omologazione operato sull'uomo da parte dei giornali, della radio e della televisione. Non voglio che i miei figli crescano estranei in questa terra, non voglio che siano uomini dimezzati, senza un'identità, senza una cultura, senza una storia, e quindi incapaci di poter affrontare il futuro. Come sarda mi rifiuto di continuare nell'opera di silenzio che caratterizza la nostra attività, l'attività della scuola. E soprattutto non voglio diffondere appunto il codice del silenzio e uccidere la cultura dei sardi. Come insegnante poi sento l'obbligo morale di fare in modo che i miei alunni acquisiscano un senso della loro identità e acquisiscano strumenti per potersi rapportare alle altre culture e alle altre identità, come accennava precedentemente Mariella Marras. Tutte le mie esperienze didattiche sono avvenute sempre nel pieno rispetto di quanto i programmi ministeriali del 79 prevedono. Ho infatti operato in modo tale da rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono al ragazzino l'acquisizione di tutti quegli strumenti che gli consentono di acquisire in seguito un pieno sviluppo delle proprie capacità. E ho fatto in modo che ogni ragazzo acquisisse coscienza di se stesso, del proprio ambiente, del proprio territorio e di tutta la cultura che lo circonda. Ogni esperienza è stata preventivamente concordata con il collegio dei docenti. Alcune sperimentazioni addirittura hanno trovato il patrocinio dei provveditorati agli studi e anche delle sovrintendenze scolastiche, ma nonostante ciò tutte le esperienze sono avvenute sempre all'insegna della semilegalità e della clandestinità. Perché? Perché chiaramente manca una legge che tuteli il mio operato. Insegno nella scuola media di Nurri, un centro agropastorale del Sarcidano, molto isolato, molto chiuso. I miei alunni parlano almeno nel 70% la lingua sarda. Il tasso, visto che sto dandovi dei dati, almeno il 23% conosce il fenomeno della mortalità scolastica. Ho potuto constatare direttamente che i ragazzi sardofoni provano effettivamente amore e odio nei confronti sia della lingua italiana che della lingua sarda, come ha sostenuto precedentemente Antioco e come diceva Achisio Bandino. Provano ammirazione e vergogna, ammirazione e nello stesso tempo odio nei confronti della lingua italiana e provano identificazione e amore nei confronti della lingua sarda. Vorrebbero possedere la lingua italiana perché hanno capito che la lingua italiana è la lingua che consentirà loro di farsi strada nella società. E nello stesso tempo però tutto ciò che noi proponiamo in lingua sarda per loro diventa la vera cultura, la vera realtà. Penso che un insegnamento bilingue sia fondamentale per questi ragazzini perché il fatto di non riuscire a portare avanti quel processo di sviluppo della lingua materna
crea un blocco psicologico e fa sì che si verifichi quel famoso bilinguismo zoppo di cui parlano tanto gli specialisti. Il bilinguismo zoppo, che è una strada aperta alla mortalità scolastica. Le esperienze di bilinguismo nella scuola media di Nuri hanno incontrato sempre grande successo e grande l'appoggio totale sia da parte dei docenti che da parte dei genitori. Non c'è stato mai bisogno di convincerli, perché la lingua sarda è la lingua che si parla in tutte quante le case. Sono pochi i genitori che si esprimono tra di loro in sardo e quindi in italiano, e quindi sono stati ben felici di affrontare, di far sperimentare ai loro ragazzini l'insegnamento della lingua sarda anche nella scuola. I docenti hanno verificato che l'introduzione della lingua sarda è stata molto importante sia sul piano formativo che sul piano etico-sociale. Sul piano formativo, in quanto l'introduzione di una lingua in più, oltre al francese, all'inglese e all'italiano, consente un maggiore sviluppo delle capacità, dà una maggiore elasticità mentale. Sul piano etico-sociale è importantissimo, perché imparare a conoscere la propria lingua ed amarla significa mettere in condizioni i ragazzini di superare certi pregiudizi, significa abituarli alla pace, alla tolleranza e quindi accettare tutte le altre minoranze etniche. Le mie esperienze di insegnamento della lingua sarda le ho sempre condotte all'interno del tempo prolungato. Tempo prolungato presuppone già di per sé stesso il totale rinnovamento dei metodi, dei contenuti e degli strumenti, e si propone come obiettivo fondamentale recuperare gli alunni, soprattutto gli alunni in difficoltà. Introdurre l'insegnamento della lingua sarda nella scuola ha significato pertanto in questo contesto creare un habitat che fosse particolarmente gratificante nei confronti dei ragazzi sardofoni. Gli tempi, visto che di tempi si parlava, ai quali lo spazio che è stato dedicato all'insegnamento della lingua sarda nella scuola media è stato mediamente di 4 ore. Le 4 ore di cui l'insegnante di lettere solitamente utilizza come tempo extracurricolare. L'orario è stato articolato in questo modo. Durante un'ora viene solitamente fatto storia della Sardegna, storia della lingua, recupero della memoria storica. Durante l'ora di compresenza degli insegnanti di lettere con l'insegnante di geografia, solitamente si studia l'ambiente, si studiano soprattutto la flora, la fauna, gli ambienti, gli ecosistemi locali. E la flora e la fauna si studia soprattutto in rapporto con le attività primarie dell'uomo. Ancora, visto che si parlava precedentemente anche di orientamento, durante quest'ora si cura particolarmente l'orientamento dei giovani, in modo tale che tutte queste forze fresche non vadano via dopo la terza media, perché noi assistiamo anche all'impoverimento culturale dei nostri centri, perché i giovani scappano, non rimangono. Allora è importante che nella scuola media si orientino i ragazzi verso forme di attività produttive che siano spendibili nel territorio. Altre attività ancora, durante la compresenza con insegnanti di educazione artistica si studia storia dell'arte in Sardegna, si recuperano le forme artigianali che hanno sempre una loro potenzialità artistica. Durante quest'ora inoltre è stata prodotta in questi ultimi anni una storia della Sardegna a fumetti, dove i sardi utilizzano sempre la lingua sarda e i vari dominatori utilizzano la lingua italiana. L'ora di compresenza con l'insegnante di educazione linguistica di francese viene utilizzata invece per un'analisi contrastiva della lingua italiana, della lingua francese, della lingua sarda e della lingua latina. Queste attività, hanno prodotto una grossa quantità, hanno costituito la produzione di una grossa quantità di materiale didattico. Abbiamo prodotto storia della Sardegna a fumetti, storia della lingua, giornalini bilingui con diverse tematiche. È stata affrontata inoltre
Sono state inoltre affrontate delle ricerche lessicali per aree semantiche, sono state studiate le fiabe, le poesie, insomma tante altre attività che adesso non è il caso di elencare in questo contesto. Il programma è stato rigorosamente bilingue e bialfabetico. Si è partiti sempre nell'uso orale dalla parlata locale, quindi dal nurrese. Il nurrese è stato però utilizzato in tutti i registri e in tutte le funzioni possibili. Per poter rendere più viva questo momento didattico, la scuola si è aperta al territorio, consentendo sia la presenza, aprendo quindi la presenza degli anziani, oppure utilizzando, uscendo fuori dalla scuola per creare dei rapporti, per instaurare dei rapporti con altre scuole oppure con i centri che esistono nel territorio di recupero della memoria storica. E i ragazzi si sono resi conto del fatto che la lingua sarda è la lingua dell'oralità, però diventa molto difficile recuperare la cultura solo basandosi sull'oralità, perché quando noi ci esprimiamo per sequenze di suoni a livello orale e non per sequenze di parole, per cui non si riesce a controllare, ad analizzare le sequenze di suoni, diventa molto difficile, così come diventa difficile fissare i concetti e poi comunicarli nuovamente. Molto più semplice invece comunicare, analizzare un testo scritto. Ecco perché anche noi a scuola abbiamo focalizzato gran parte della nostra attenzione sulla lingua scritta. A questo punto viene normale domandarsi quale scritto. Ecco, ovviamente la lingua scritta che noi abbiamo utilizzato è stata la lingua più vicina alla parlata dei ragazzi, depurata però da tutti quei particolarismi che possono limitarne la comunicazione in contesti più ampi. Riprendo a questo punto il concetto di standardizzazione della lingua e non mi sono posta mai il problema di una lingua standard, perché se avessi dovuto aspettare una lingua standard in questi 20 anni non avrei fatto niente. Mi sono posta il problema della normalizzazione della lingua, cioè per me è stato sempre fondamentale che i ragazzini usassero la lingua, lo usassero normalmente in tutti i contesti, sia a livello scritto che a livello orale, sempre cercando però di non operare forzature. Come ha detto Antioco, gli insegnanti utilizzano spesso, si esprimono in lingua sarda con i ragazzi sia durante le attività disciplinari sia nei momenti di pausa, così come parlano tra di loro in lingua sarda in tutte le situazioni, anche quando parlano di attività didattica. La lingua sarda si usa anche ai consigli di classe e anche al collegio dei docenti, quindi per noi diventa normale parlare sardo. Per quanto riguarda la ricerca di un codice astratto, è una cosa che un tantino mi spaventa. Mi spaventa perché se dovessimo portare anche a scuola un codice troppo lontano dal nostro modo di esprimerci, non so quali difficoltà, cioè sicuramente incontreremo tante difficoltà ugualmente. Sono invece più propesa ad un'altra soluzione, ad un tipo di approccio bipolare, cioè quella soluzione che è stata proposta nella grammatica Elusellum da Edoardo Blasco Ferrer. Mi pare che in questo momento sia la soluzione migliore, cioè far sì che i ragazzini del logudorese parlino logudorese e i ragazzi del campidanese parlino campidanese. Piuttosto è importantissimo produrre tanto materiale didattico sia in una variante che nell'altra, in modo che i ragazzi abbiano tanto materiale a disposizione da poter analizzare, da poter studiare, e soprattutto è importantissimo attivare i canali della comunicazione. A questo proposito mi pare molto interessante, è stata molto interessante un'esperienza di corrispondenza interscolastica che è stata condotta lo scorso anno tra la scuola media di Nurri e la scuola media di Ollolai. Erano due classi parallele, abbiamo analizzato la lingua dal punto di vista morfologico, perché in queste attività didattiche si fa anche individuazione, si deve necessariamente individuare le norme anche per evitare che la scrittura venga affidata all'arbitrio personale, insomma. Ho potuto rilevare che i ragazzi, dopo le prime difficoltà, sono riusciti con grande facilità a decodificare tutti i messaggi.
Ecco, quindi anche il discorso del quale sardo è un falso problema se si mettono le persone in condizioni di comunicare e non si creano ulteriori barriere. Un'altra esperienza molto interessante, risalente a qualche anno fa, però è un'unità didattica sulle canzoni cantate da Piero Marras e Detta Zenga. Si sa che la musica avvicina gli animi e quindi anche la musica in questo caso è stato uno dei veicoli più semplici per avvicinare i ragazzi ad una variante linguistica diversa dalla loro. I ragazzi, oltre che ascoltare la musica, hanno analizzato i testi dal punto di vista morfologico, le hanno analizzato il lessico per aree semantiche, hanno individuato le metafore e poi pian pianino si sono avvicinate a tutta l'altra produzione poetica in lingua sarda, dalle poesie di Benvenuto Lovina alle poesie di Mossa, alle poesie di Piras o di Peppino Mereo, e poi hanno avuto l'opportunità anche, si sono sentiti stimolati a elaborare se stessi delle poesie, alcune delle quali a dire il vero erano anche molto belle. Altre interessanti attività, esperienze didattiche abbastanza interessanti sono state, una di queste è stata il concorso agli Aiedeo, che ha visto la partecipazione di ben 400 ragazzi provenienti da tutta la Sardegna. L'anno scorso mi è venuto un po' un senso di solitudine, avevo l'impressione che nessuno parlasse più sardo, che la scuola non si stesse più interessando più di tanto, perché non sentivo più i giornali, i politici parlarne, quindi ho detto al minimo sono una voce nel deserto. E quindi abbiamo pensato alla Scuola Media di Nurri di bandire questo concorso e fortunatamente sono arrivati a Nurri 410 elaborati, quindi 410 ragazzini, hanno intervistato 410 nonni e quindi hanno recuperato altrettante fiabe che sarebbero state altrimenti sicuramente, forse molte di queste sarebbero andate dimenticate. E quei miei alunni hanno accolto la narrazione dei nonni, hanno poi trascritto le fiabe nella parlata locale e su queste fiabe e soprattutto sulle fiabe che sono arrivate a Nurri dopo questo concorso abbiamo lavorato per tutto quest'anno scolastico. È stato possibile analizzare tutte le parlate dei vari paesi, individuarne le differenze per aree linguistiche. Successivamente i ragazzi hanno utilizzato il computer per archiviare tutti questi dati. Abbiamo una bella aula multimediale per cui sarà possibile accedere a tutto questo materiale didattico attraverso le reti informatiche e quindi attraverso modem, e chi avrà la curiosità di vedere cosa hanno scritto i ragazzi potrà accedervi con una grande facilità. Altra esperienza interessante è stata la partecipazione al concorso di Guspini di teatro. Sempre siccome l'unità didattica era la fiaba, i ragazzini hanno partecipato a questo concorso trovando però individuando un modo di narrare la fiaba che fosse più congeniale ai loro gusti. Certo, sicuramente il modo del narrare dei nonni è molto bello, un caminetto acceso, le fiamme che animano delle ombre sui muri, oppure un cielo stellato nel quale immaginarsi tante kogas o mazzamurrus o fatte. Però i ragazzini hanno tempi più stretti e poi la nostra cultura è la cultura dell'immagine. E allora hanno pensato di realizzare queste fiabe producendo dei disegni che sono stati poi ripresi con le diapositive e ponendo come sottofondo un sottofondo musicale che fosse particolarmente, che ponesse in risalto la storia che veniva narrata. Questa fiaba avrebbero dovuto registrarla giusto questa mattina a Videolina. Ecco, io spero che tante altre iniziative, che le televisioni locali si aprano alla lingua sarda, perché è inutile se noi parliamo lingua sarda solo all'interno della scuola, i ragazzini sono videodipendenti, credono sino a un certo punto alle nostre attività. Se invece anche le televisioni private lasciano uno spazio in modo tale che i programmi siano anche in lingua sarda, sicuramente si vergogneranno di meno, perché la cultura è la cultura della televisione ormai. Così come è importantissimo riuscire a pubblicare questa raccolta di fiabe. A me piacerebbe tantissimo se un qualche linguista venisse a prendere queste fiabe e dicesse: beh,
Sì, è vero, questo è di Gergely, quest'altro è di Cagliari, quest'altro è di un altro paese, di Urroni, però ecco, apportando queste modifiche, tu insegnante di lettere o insegnante di lingua sarda puoi parlare di lingua sarda unificata e quindi puoi unificare in qualche modo, trovare, cioè applicare delle regole che ti consentono di parlare di una lingua sarda unificata. Per quanto riguarda tutte queste attività, hanno coinvolto non un solo docente, hanno coinvolto l'insegnante di lettere, l'insegnante di educazione artistica, l'insegnante di musica, l'insegnante di educazione tecnica, l'insegnante di educazione musicale che ha fatto anche la UNEDAS a proposito. Ecco, quindi questo per dire che cosa? Che non è proponibile l'introduzione della lingua sarda nella scuola solo con 1 ora settimanale o con 2 ore settimanali, così come non è proponibile avere un unico insegnante che fa la materia lingua e cultura sarda, perché la lingua e la cultura sarda fare lingua e cultura sarda è un modo di approcciare la scuola. La lingua e la cultura sarda deve essere l'anima di tutta l'attività didattica, deve essere il cardine, il perno di ogni intervento, quindi relegarla a 2 ore sarebbe proprio insomma, fare una cosa scarsamente importante, marginale, un'attività marginale. Penso che invece debba essere appunto l'attività più importante, perché la lingua e cultura sarda deve avere un'altissima valenza educativa e formativa che deve stare alla base di tutto il resto dell'intervento educativo nella scuola. Dicevo, però ci sono scuole che sono disposte a fare attività didattica? Io penso proprio di sì. Penso di sì, perché sono molte le colleghe che io conosco e che manifestano interesse nei confronti della lingua sarda. Spaventa un tantino il fatto di non avere guide, di non avere dei punti di riferimento preciso. Spaventa l'isolamento nel quale noi solitamente operiamo, e al di là di questi incontri, di queste chiacchiere dove ogni tanto c'è un pavone che apre la coda, insomma, non abbiamo nessun supporto tecnico, nessun supporto metodologico. Quali sono i problemi aperti? Primo punto, la lingua sulla cultura. Non possiamo continuare a lavorare all'insegna dell'illegalità. Secondo punto, la formazione dei docenti. Io bene o male ho una mia professionalità quando insegno lingua italiana. Non vedo perché dovrei fare lingua sarda senza una professionalità minimo quanto quella che io ho in lingua italiana, altrimenti per un senso di onestà non andrei a rovinare i ragazzi. Quindi preparazione che deve essere molto seria, quindi io penso che innanzitutto si debba individuare un pool di specialisti che conoscano molto bene, possiedano molto bene la linguistica sarda e che abbiano e che sappiano proporci una pedagogia dell'insegnamento del sardo. Penso che inoltre sia indispensabile attivare dei laboratori di lingua sarda. Non possiamo continuare in questo lavoro sovrumano di insegnanti e anche produttori di materiale. Insomma, i santi, giusto Sant'Antioco ci può essere, e con la collega basta, non possiamo sempre fare e rimanere ore e ore a produrre anche schemi, testi, a inventarci tutte le cose, così diventa un lavoro quasi disumano. Quindi laboratori da attivare entro quest'anno se verrà approvata la lingua sarda. Un altro punto ancora. Sono d'accordo con Mariella quando dice non un programma che cali dall'alto. Sicuramente non se la sentirebbe nessuno di noi di accettare un programma che ci viene per grazia ricevuta da chissà quale santo. Siamo noi che abbiamo operato nella scuola e che dobbiamo proporre dei programmi che siano credibili e che siano attuabili, senza utopie, senza voli di fantasia. Ancora, è indispensabile che la scuola si apra al territorio, è assolutamente indispensabile che nei nostri comuni vengano attivati dei centri di recupero della memoria storica, perché la scuola da sola non può fare niente, deve poter attingere continuamente alla linfa vitale che si crea nel territorio, quindi porre contatti con gli anziani, con le associazioni, con i gruppi di volontariato che nel territorio esistono. Ancora,
La lingua e la cultura sarda deve potersi avvalere degli stessi strumenti di cui si avvale la lingua italiana o le altre lingue e la lingua inglese, quindi attivazione di laboratori di informatica, di laboratori linguistici e quindi utilizzazione anche di software in lingua sarda, così come vengono utilizzati per l'insegnamento della lingua inglese. Videocassette, materiale didattico, scambio di videocassette tra i docenti, utilizzazione sempre delle aule, delle reti informatiche, delle autostrade multimediali per far sì che si crei una fitta rete di corrispondenza tra i docenti che sperimentano. Cioè noi abbiamo gli strumenti, i computer ci sono nelle nostre scuole, utilizziamoli anche per la lingua sarda. Quando i genitori vedono che la lingua sarda parla anche con il linguaggio dell'informatica, sicuramente tante di queste preclusioni, di queste chiusure mentali che sono presenti, sicuramente verranno meno. Concludo brevemente dicendo questo, che lingua e cultura sarda è possibile all'insegna della multiculturalità, è possibile all'insegna del plurilinguismo ed è possibile all'insegna dell'apertura al mondo.